Felicissimo anche perché siamo a dimostrare che tutto il mondo dell'autonomia, dell'indipendenza e comunque di chi tiene e ama il Veneto si è ricompattato per sostenere la mia corsa. Questo non sarebbe mai accaduto nella storia del Veneto se non ci fosse stata questa congiuntura astrale positiva e mai nessuno avrebbe potuto ipotizzare che tutte le forze autonomiste, identitarie del Veneto si fossero messe assieme per sostenere appunto questa nuova avventura. Per me nulla è cambiato, visto e considerato che loro hanno scelto un'altra strada nel 98, ma questa strada è una strada che ha cambiato solo politicamente, non i rapporti umani, che per me sono sempre rimasti intatti e non ho assolutamente avuto nessuna forma di rancore, anche perché chi pensa di vivere solo di politica rovina veramente la sua vita. Accadrà che il Veneto sarà ancora più forte, accadrà che avremo una squadra compatta, accadrà che abbiamo un programma talmente preciso e dettagliato che presenteremo nelle prossime ore che non lascerà spazi a divagazioni sul tema, anche perché tutti i candidati ho chiesto che sottoscrivano il nostro programma. Il primo passaggio di questo percorso autonomista barra indipendentista è quello del mito che noi abbiamo, Trento e Bolzano, 9 decimi delle tasse vorrebbe dire avere quei 21 miliardi di tasse che ogni anno mandiamo a Roma che restino qui. Qualcuno la definisce utopia, lo dimostreremo nelle prossime settimane che non è un'utopia. Che è quello del diritto di autodeterminazione dei popoli, e quindi noi siamo vicini a Luca Zaia soprattutto perché Luca Zaia è il presidente che ha voluto far votare la legge per il referendum sull'indipendenza. Ha voluto, perché se Luca Zaia non andava in consiglio regionale, gran parte della maggioranza era, non dico scettica, ma molto, molto tiepida, ecco, e non l'avrebbe sicuramente votato. È l'unico presidente che ci dà garanzia che questo referendum in ordine all'indipendenza o all'autonomia si faccia. Quindi per noi lo ha già dimostrato in Consiglio regionale, io c'ero, ha votato la nostra risoluzione, ha fatto votare il suo gruppo compattamente, è rimasto lì e è stato determinante per l'approvazione di quella che secondo me è una tappa storica, una regione che ha il coraggio di fare una propria legge che sancisce il diritto del popolo veneto di avere un referendum sull'indipendenza. Dopo tanti anni le strade si incrociano nuovamente, cosa è successo nel frattempo? Ma no, i nostri rapporti personali sono sempre rimasti molto buoni, i rapporti di amicizia non si interrompono perché divergono le strade politiche, poi i percorsi sono diversi ma la meta era la medesima, quindi era secondo me inevitabile prima o poi ritrovarci. A me ha fatto molto piacere, vedo che anche al Presidente ha fatto bene questa ritrovare un po' diciamo quella che era la vecchia famiglia, perché si trattava di questo in sostanza, quindi c'era molto di legame anche affettivo, noi avevamo creato una squadra forte anche per questo, quindi le ferite adesso si sono ampiamente rimarginate, quindi adesso guardiamo avanti.